Spumante Italia 2021, seconda giornata, il sole che spacca le pietre, ma non è il sole a cui sei abituato tu, vero Renato? Ma devo dire che c'è anche, considerato l'orario, quasi mezzogiorno, si sta pure bene all'ombra, dai. Esatto. Quindi Renato De Bartoli, sei figlio d'arte, diciamolo, e sei da ormai qualche anno il Deus ex machina della tua azienda, giusto? No, insieme ai miei fratelli, siamo tutti e Assolutamente. tre Di famiglia, insieme. azienda Sì. di famiglia, perfetto. Però devo dire, sei il volto che siamo abituati a vedere in giro molto spesso, sei abituato a parlare di Marsala, di vini fermi, ma in questo caso sei in un ambiente particolare perché parliamo delle bollicine, delle tue bollicine che sono un progetto ancora abbastanza nuovo. Ma ho iniziato nel 2009, quindi sì, è un progetto recente, ecco, passato recente. Devo dire molto stimolante, è un progetto che mi ha rimesso i libri in mano, ho ripreso a studiare, sono stato 2 volte in Champagne, ho incominciato a rubacchiare un po' in giro. E devo dire che utilizzando il grillo, che è una varietà diciamo poliedrica, diciamo molto possibilmente ha una certa vocazionalità perché è una varietà tendenzialmente acida, un pH basso, però tendenzialmente fa vini anche alcolici, quindi avevo Esatto. un grosso problema che ho risolto facendo il tiraggio anziché col saccarosio, con lo zucchero, anziché con lo zucchero da cucina, che io tra l'altro non uso neanche nel mio stile alimentare, metto mosto fresco. In questo modo vado a diluire la componente alcolica. Quindi la seconda fermentazione? Sì, la faccio mettendo mosto fresco, quindi un Ok. concetto di spumante diciamo, quasi ancestrale. ancestrale. E metto mosto fresco e in questo modo vado a diluire un po' la componente alcolica. Contestualmente apporto gli zuccheri necessari per la presa di spuma e tutte le altre componenti, soprattutto l'acidità, rimangono invariate. Per cui in questo mi ha consentito di utilizzare dei vini a base spumante provenienti da uve mature e non raccolti necessariamente anticipatamente. Esatto, che è poi il grande problema perché andando verso il climate change, il cambiamento climatico, immagino che... No, questo devo dire che negli ultimi 10 anni, contrariamente al trend italiano o europeo, noi in Sicilia abbiamo registrato temperature più basse. Più basse? Sì, tendenzialmente più basse. Noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni prevalenti venti di nord, Maestrale. abbiamo avuto una piovosità più superiore rispetto al decennio precedente. Questo ci ha consentito di fare anche qualche grado in più e quindi ci ha agevolato nella produzione del metodo classico. Ah, fantastico. Dunque, terza via è la linea degli spumanti? Sì, terza via perché è la terza via del grillo. Il grillo è un'uva che nasce per la produzione del Marsala e per 2 secoli è stata utilizzata tale, quindi tendenzialmente diciamo, se è molto pressata, ha molta estrazione polifenolica, quindi fa dei vini tendenzialmente tendono all'ossidazione, ricchi eccetera. E mio padre ha iniziato con la sperimentazione del grillo, soprattutto la vinificazione a freddo, e 30 anni fa, nel 90, è uscito col primo vino bianco da uva grillo, e quindi questo, essendo il primo metodo classico da uva grillo, l'ho chiamato terza via, ma è anche esatto, vino fermo. l'ho voluto anche chiamare così perché è un metodo classico un po' alternativo, nel senso che ha pochi solfiti, non ha liqueur d'espedition, non c'è lo zucchero per la presa di spuma, quindi è un po', come posso dire, indipendente, è un'alternativa agli spumanti, diciamo, di routine. E se non capisco, se non ricordo male, hai 2 linee, giusto? Quindi sei contrario un po' a tutti gli altri. No. Perché tu hai un millesimato che è il tuo entry level, diciamo così, esatto. E hai invece la cuvée che è il mio, la tua espressione massima. esatto. Sei un po' come Krug, quindi che ha le cuvée sono la sua espressione massima. Sì, io sul millesimato esco mediamente a 30 mesi, considerato che gioco molto sui 12 mesi per la presa di spuma, perché sono obbligato a fare la presa di spuma a settembre quando ho l'uva disponibile, perché devo utilizzare il mosto fresco. Quindi, ma questo anno me lo gioco sul vino base, sui lieviti, quindi in fase evolutiva. Quindi tu hai dei vini base molto ricchi, molto intensi, sono già dei buoni vini probabilmente. Sono già dei buoni vini, però hanno un'acidità, diciamo, leggermente più alta rispetto ai vini fermi, certo. Con un pH che va da 2,90 a 3, 3,05 massimo, e un'alcolicità che arriva massima a 13 gradi. Diciamo che la migliore espressione potrebbe essere intorno ai 12 gradi e mezzo, partendo da 12 gradi e mezzo. Cosa che negli ultimi anni ci siamo riusciti pure a fare. E questo
poi faccio altri 18-20 mesi sui lieviti in bottiglia e dopo esco con chiaramente non dose, un pas dosé, un brut nature. Assolutamente. Perché ritengo che ci sia già un suo equilibrio, siamo intorno ai 7,50-7,80 di acidità totale. Il vino è uno spumante che ha una salinità, una sapidità molto spiccata. Io sono sul calcare, sono a 3 km dal mare, ci sono dei fossili marini in mezzo alla terra, sono sulla sabbia, quindi sono tutte condizioni per cui quell'espressione è già così e non intendo assolutamente modificarla con la liqueur d'esperienza. Ok, e questo è, è il tuo base, diciamo. Esatto. Poi mi piace giocare, sperimentare, utilizzando delle basi magari di grillo più evolute e fatte in legno, e dove ci metto magari un 10, un 15, un 20% di solera, sempre di grillo solera, che è il vecchio Samperi, per cui metto insieme il mondo dell'ossidazione e il mondo dell'iperiduzione che è lo spumante. Certo, assolutamente. Esce fuori una cosa strana. Che è la cuvée. Che è la cuvée VS. Sì. Esatto. Dunque, spero di poter assaggiare in questi giorni, perché non ho ancora avuto occasione di assaggiarle, ma se non è questa occasione, sarebbe l'occasione di buona di prendere un aereo e venire a trovarti in Sicilia nelle prossime settimane. E mi auguro di vederti qua anche il prossimo anno, alla prossima edizione del 2022, con i tuoi nuovi esperimenti. L'invito è sempre aperto, a te, quindi agli amici, ma non solo, e spero di partecipare l'anno prossimo, perché questo mondo degli spumanti per me è molto stimolante. Sarà un'occasione. Tra l'altro mi piace pure berli. Esatto, salute. Salute.